Cos'è accaduto? Che da un anno che faccio viaggi con questo PM che non mi ha mai ricevuto. Il periodo di Natale, proprio guarda caso, è stata chiesta l'archiviazione nei confronti di questa criminale che ha ucciso mio figlio. E allora l'avvocato Incardona ha fatto subito opposizione nominando un perito di parte. È strano che il PM abbia nominato un ingegnere edile che si dovrebbe occupare di case e non delle cose stradali. Vergognosamente, con la complicità di questo ingegnere, dicevo, è stata chiesta l'archiviazione, è stata fatta opposizione. Giorni scorsi ho ricevuto, mi è stato consegnato questo video che era installato dalla clinica Morgagni, che inquadra, che riprende tutta la scena. Le prove sono schiaccianti, lei non ha completamente rispettato lo stop, addirittura dopo non essersi fermata allo stop al centro di strada rallenta e peggiora la situazione. Voglio giustizia, da qui non me ne andrò fin quando da questo tribunale maledetto non esce questo decreto di citazione a giudizio nei confronti di questa donna che ha ammazzato mio figlio, che ha fatto morire me e tutta la mia famiglia.